Amici di Bella Sicilia, benvenuti a Messina alla pasticceria Irrera. Vi presento la frutta martorana, un dolce tipico di questo momento. Amici di Bella Sicilia, buonasera a tutti con questi colori, con questo gusto davvero unico e con tante forme, perché sono delle più... Assolutamente sì, andiamo a riprendere tutte quelle che possono essere i frutti più conosciuti. Questo prodotto realizzato appunto in pasta martorana è dipinto a mano ancora oggi. Dal 1910 la nostra è una pasticceria storica e ancora oggi i nostri pasticceri si dilettano a dipingere a mano singolarmente ogni singolo frutto per dare... E a proposito di questi singoli frutti, posiamo il cesto e ci fa vedere gli altri esempi di frutti. Cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo le castagne, le carrubbe, i fichi, pesche, noci, pere, appunto il fico d'India che è un frutto tipico della nostra terra, mandarini, quindi anche gli agrumi. Abbiamo lo stesso tipologia di frutto anche in confezioni più grandi, le castagne, chiaramente i funghi che richiamano quello che è Ed anche i funghi che stagionalità. davvero non avevo mai visto una frutta martorana a Il funghi. melograno, le ciliegie, insomma i limoni lì in fondo, insomma andiamo a spaziare bene su tutto quello che può essere l'orizzonte della frutta. E gli ingredienti della frutta martorana sono semplici? Sì, sì, assolutamente sì, è pasta di mandorla sostanzialmente e zucchero. Noi abbiamo un bilanciamento diverso rispetto ad altre pasticcerie perché la nostra è predominante come gusto di mandorla e lo zucchero cerchiamo di mantenerlo sempre il più basso possibile proprio per dare ed esaltare il gusto della mandorla stessa. Quale forma vi incuriosisce maggiormente? Lasciatelo scritto nei commenti. E poi ci sono tanti altri esempi di pasticceria qua. Assolutamente, noi siamo abbastanza riconosciuti sia per la cassata che per i nostri cannoli che vengono farciti al momento, li spediamo anche in tutta Italia, quindi abbiamo un riscontro da parte non solo del messinese ma anche del territorio nazionale per questi prodotti. Le varie torte, crema chantilly, con la panna, con la crema gianduia, crema al limone e poi c'è un dolce tipico per noi messinesi che è la pignolata. Sono bignè fritti, ricoperti e glassati con crema al limone e crema al cioccolato. Questo è uno dei nostri best seller, se così lo possiamo definire. E noi lasciamo la curiosità, non vogliamo svelare tutto perché invitiamo tutti a Messina Con a piacere. vederli e gustarli di persona. Abbiamo avuto l'onore di parlare con... Andrea Denaro, sono il direttore della pasticceria. Grazie, complimenti Grazie a voi, grazie a voi. e alla prossima, grazie. Poi.